Euroregione.news. Fiera dei Santi e Festival Mondiale della Canzone Funebre, più grande di tutti i tempi. Dopo 4 anteprime a Flaibano, Precenicco, Castions di Strada e Bertiolo, 4 giorni di fiera a Rivignano. Rocco Burtone, direttore artistico, e assessore Massimo Tonizzo, supervisore generale. Il Festival Mondiale della Canzone Funebre ha vissuto le sue prime anteprime e quindi 4 appuntamenti nei comuni limitrofi che hanno visto dei begli artisti e bei musicisti partecipare, suonare. Il pubblico ha goduto di questi momenti e adesso finiamo. Come finiamo? Finiamo col vero festival, quello per cui abbiamo creato tutto questo, tutto ciò, e quindi le 4 serate che saranno a Rivignano, in piazza a Rivignano, 30 e 31 ottobre, 1 e 2 novembre, ci troveremo lì, ci divertiremo, un sorriso scapperà senz'altro, dovrò scappare anch'io probabilmente perché inseguito dai miei creditori, ma questo non conta. Conta che il festival... Basta, non avevo nient'altro da dire perché non mi ricordo cosa volevo dire. Colgo l'occasione, tra l'altro, quindi lo faccio prima di iniziare la festa, così forse ha ancora più forza questo messaggio, ringraziare veramente tutte le associazioni, tutti i commercianti e esercenti del nostro comune, perché veramente quest'anno più che mai stanno dimostrando veramente una forza d'animo, una voglia di, come dicevo prima, di ripartire. Si stanno mettendo in gioco anche loro, come noi amministrazione, che abbiamo avuto il coraggio di comunque ripetere questa esperienza, e quindi veramente un grazie di cuore a tutti, non voglio dimenticare assolutamente nessuno, perché sto vedendo, ripeto, oggi più che mai un grandissimo impegno. Tra l'altro una cosa molto particolare, stanno lavorando diciamo dietro le quinte, nel senso che gli anni precedenti c'era comunque la richiesta di aiuto, chiedevano mille attenzioni. Quest'anno si stanno arrangiando perché capiscono che anche noi siamo in difficoltà e quindi stanno dimostrando veramente una grande maturità. Quindi grazie veramente a tutti, ci vediamo in piazza e sicuramente non mancherò di passare in ogni chiosco, in ogni locale a darvi la mano e dirvi veramente grazie. Da Rivignano Teor per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news.